Buongiorno e buona domenica ai telespettatori di Regione Europa. Nostra ospite qui negli studi del Parlamento Europeo a Strasburgo oggi è l'europarlamentare della Lega Nord, l'onorevole Mara Bizzotto. Oggi parliamo di un tema molto importante e parliamo del problema del rapporto tra il Parlamento Europeo, gli eletti che ci sono al Parlamento Europeo e i territori. Perché? Perché l'onorevole Bizzotto è riuscita a fare una cosa che di solito al Parlamento Europeo è molto difficile fare. È riuscita, cioè, lei, onorevole Bizzotto, buongiorno e buona domenica, a portare a casa, come si dice, fondi europei per gli alluvionati della sua regione, del Veneto, del suo territorio. Ci racconta come è nata questa cosa, come si è sviluppata e come è riuscita a raggiungere l'obiettivo? Certo, fine ottobre, inizio novembre 2010 c'è stata un'alluvione che ha coinvolto 130 comuni in Veneto, 500.000 persone, danni enormi. Ricordo quei giorni, io sono vicentina oltretutto, dove il Veneto era veramente ferito, ma non piegato. Ha subito reagito, le aziende sono ripartite, le case ripulite, le piazze ripulite. Questo ovviamente ha avuto un costo enorme in termini economici, oltre che in termini sociali. La Regione ha aiutato, lo Stato ha aiutato e proprio qualche giorno fa l'Unione Europea ha dato una risposta concreta. Il Parlamento Europeo ha votato questa mobilitazione del Fondo di solidarietà di 16.900.000 euro, una risposta concreta alle esigenze dei nostri cittadini. Non succede tante volte, l'Europa spesso parla di problemi che alla gente non interessano e in questo caso invece ha deciso di dare un aiuto concreto ai nostri cittadini, oltretutto ai cittadini del mio territorio, quindi un giusto riconoscimento a una regione, a un popolo che ha sempre dato tanto al Paese e all'Europa e che giustamente ha avuto un aiuto indietro, un aiuto concreto. I soldi saranno gestiti direttamente dalla regione, quindi non c'è il pericolo che vadano per 1000 rivoli in giro perché magari arrivano centralmente, no? Questa è sempre poi una delle vostre preoccupazioni, che le cose appunto, perché poi quando parlate di federalismo, di legame col territorio, insomma, la cosa è i soldi devono arrivare alle strutture che governano i territori. Arriveranno lì, onorevole Bizzotto? Arriveranno alla Regione Veneto che li utilizzerà per ripristinare le tante opere pubbliche che sono state danneggiate in quel periodo, quindi mi sento garantita proprio perché l'attenzione che la Regione Veneto ha riservato a questo problema è stato veramente notevole e poi giustamente i cittadini sanno che c'è stato questo aiuto e pretendono di vedere i risultati. E ovviamente il mio impegno in questi 13 mesi c'è stato qui in Parlamento Europeo e continuerà sul territorio per vedere effettivamente come saranno spesi questi soldi. Quindi sicuramente saranno investiti bene, non sono tutti quelli che sarebbero necessari, ma è una goccia importante che sarà utilizzata come bisogna. Senta, le volevo chiedere, onorevole Bizzotto, come è riuscita a convincere il Parlamento Europeo a dare questi soldi direttamente a un'istituzione locale come la Regione? Perché, come lei sa, per quello che riguarda le regioni, il Parlamento Europeo gestisce programmi regionali di coesione sociale e programmi di fondi strutturali, ma vengono gestiti per quello che riguarda appunto tutte le regioni europee. Qui il fatto nuovo è che lei è riuscita ad avere i fondi per una regione sola. Come li ha convinti? Guarda, quando c'è un problema così importante bisogna ragionare oltre i colori politici, oltre le appartenenze di ognuno di noi. Abbiamo fatto squadra, non succede spesso, ma è successo perché una tragedia così ha colpito veramente tutti noi. Cioè ha fatto come il suo collega Scottà nel campo dell'agricoltura, insomma, anche lui certo, quando viene qua ci dice sempre sulle cose dell'agricoltura, della difesa
dei prodotti delle nostre terre, noi dobbiamo fare squadra. Certo, guardi, il giorno dopo ci siamo trovati prima come parlamentari veneti, poi abbiamo coinvolto tutti i parlamentari del nostro paese. E quindi quando si lavora in squadra e si lavora per un obiettivo importante come portare i soldi al territorio per questa motivazione, la risposta c'è. Poi ovviamente le interrogazioni, le telefonate, le pressioni da parte mia sono state tante, però non ero sicuramente sola. E poi quando lavori per il tuo territorio, quando conosci le difficoltà che la tua gente ha passato in quei giorni, che sono stati giorni incredibili, allora il risultato lo ottieni anche in questa istituzione che la gente vede così lontano in questo momento. Non solo, e l'ultima domanda che le faccio, la vede la gente, la considerate, la sentite molto lontana voi della Lega, però alla fine questa Europa serve anche ai territori, cioè voi fate una battaglia contro quella che definite, diciamo così, l'Europa delle banche, l'Europa dei mercanti, l'Europa degli stati nazionali che soffocano i territori. Però poi si può fare anche battaglie e portare a casa risultati nell'Unione Europea per i territori. È per questo che venite eletti al Parlamento Europeo? Noi ovviamente rappresentiamo un territorio, io ho rappresentato il Veneto in questo momento drammatico. Però rappresento il Veneto, il mio territorio sempre, e le risposte purtroppo non riesco a darle, proprio perché qui si ragiona senza in realtà conoscere i veri problemi della gente. Si dice che bisogna investire nelle piccole imprese, ma non vengono dati soldi. Si ragiona purtroppo, perché è inutile nasconderlo, lo dico io, lo dice Borghezio, lo dice la Lega, che a comandare qui non sono i popoli che compongono questa Europa, ma sono le lobby economiche e aggiungiamo, l'abbiamo capito tutti, la Germania in questo ultimo periodo. Noi della Lega l'avevamo detto tanti anni fa. Mi auguro che questo periodo non positivo per i nostri Stati e per l'Europa consenta all'Europa stessa di fare una riflessione. Deve cambiare, se vuole crescere, si vuole consolidarsi, deve essere un'Europa dei popoli e non un'Europa che risponde a interessi economici. Altrimenti non basta una risposta ogni tanto, come è successo in questo periodo per il Veneto, a far cambiare l'opinione dei cittadini nei confronti di questa istituzione. Grazie onorevole Bizzotto, europarlamentare della Lega Nord, e naturalmente sono temi su cui ritorneremo, l'avremo ancora ospite. Adesso parliamo ancora